Il Città di Mistretta fa valere la legge del Salvatore Lentini e dopo la Valdinisi piega anche la resistenza di una Maidoma aluntina, centrando così la seconda vittoria di fila in casa e il terzo risultato utile consecutivo in altrettante gare di campionato. Grazie alle immagini forniteci da Davide D'Amico vediamo la sintesi che si apre con la squadra ospite che prova subito a scardinare la porta difesa da D'Amico ma senza riuscire a centrare il bersaglio grosso. Porta che non trova nemmeno il Mistretta con Rinaldi che da due passi spara alto sulla traversa. Non fallisce l'occasione invece il super bomber Santo Salerno che al 18° riceve in aria e col destro mette alle spalle di Caruso il vantaggio per i suoi e il suo quarto sigillo in 3 gare di campionato. Sempre Salerno pochi minuti dopo avrebbe anche la chance per il raddoppio ma il suo destro, dopo aver scartato anche il portiere in disperata uscita, è disinnescato nei pressi della linea di porta da Mammana. Nella ripresa è ancora la squadra mastratina a creare presupposti per il gol, con Rinaldi che ben servito da Salerno sciupa una ghiotta occasione. La Luntina non sta a guardare, dopo un calcio di rigore invocato su Gioita, sul quale il signor Di Pasquale concede solo calcio d'angolo, gli ospiti sfiorano il pareggio, prima con Di Bartolo che dal successivo corner conclude al lato non di molto, poi il tiro dalla bandierina per poco non provoca l'autorete dei locali ed infine il portiere D'Amico con i pugni è bravo ad allontanare la minaccia ancora da angolo. La Luntina che insiste reclamando nuovamente un penalty per un presunto tocco col braccio, ma anche in questo caso il fischietto di Palermo dice di no. Con gli ospiti tutti in avanti alla disperata ricerca del pari, il Città di Mistretta in pieno recupero assesta invece il colpo del KO grazie a Mamadi che deve solo spingere in fondo alla porta sguarnita, l'assist al bacio di Salerno per il 2-0 bianco-azzurro. Finisce così, il Città di Mistretta sale in classifica a quota 7 punti e si conferma alle spalle della capolista Messana a -2, mentre la Luntina rimane ferma a 1 punto.